Solo 2 associazioni hanno risposto al bando della prefettura di Treviso per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Si cercavano 450 posti, 50 di quali per i minori non accompagnati. Ne sono stati trovati invece una ventina. L'associazione Hilal di Abdallah Kerzai ha individuato alcuni appartamenti già utilizzati in passato, ma ovviamente non bastano. Noi per il nostro piccolo cerchiamo di dare delle risposte, ovviamente con grandi difficoltà. Noi per il momento abbiamo trovato una soluzione per una quindicina di persone. Per Hilal anche un'industria poteva fare un investimento e i comuni fare qualcosa in più. Purtroppo non c'è un entusiasmo imprenditoriale su questo campo. Poteva essere anche un'industria di mettere qualche quattrini per qualche appartamento, perché queste persone quando arrivano vanno a lavorare. Intanto però in Veneto gli arrivi continuano a ritmi che i sindaci, ma anche il presidente della regione, giudicano insostenibili. Io spero che la vera soluzione sia che si ponga fine a questo arrivo e si aiutino veramente i profughi veri, cioè coloro che scappano veramente dalla morte e dalla fame, che sono solo 10-11% del totale. La misura è colma e io non do colpe a nessuno perché so che questa è una congiuntura internazionale, però è pur vero che l'Europa non può girarsi dall'altra parte o pensare di risolvere i problemi con qualche summit e qualche sorriso. Il 12% della popolazione veneta è fatta di immigrati che hanno scelto per la loro vita questa regione. Ciò significa però che solo il 12% ha diritto a rimanere in Italia. Noi siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di sostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento e siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. La posizione della regione è quella di evitare tendopoli o mega assembramenti e di ottenere dall'Europa un sostegno concreto a un problema che non è solo italiano.